Siamo davanti alla sede centrale della Banca Popolare di Vicenza, in via Battaglione Framarin, dove sindacati e dipendenti stanno manifestando. Siamo in piazza perché ormai non potevamo più tacere, siamo dipendenti e come i soci siamo vittime, perché molti di noi sono azionisti e hanno perso i loro risparmi fiduciosamente investiti nelle azioni della Banca Popolare di Vicenza. Ma ora apprendiamo dalla stampa che è a rischio il nostro posto di lavoro e non è possibile che questo avvenga senza una trattativa sindacale. Perciò noi siamo qui a chiedere alla nostra controparte un piano industriale solido che dia le strategie, qualsiasi esse siano, per il futuro, in modo tale da poter parlare di vere trattative e non solo di riduzione dei costi del personale. Il problema non sono i dipendenti e nessuna azienda che parte da una riduzione squisita del costo del personale può avere futuro. È la prima manifestazione degli attivisti sindacali, ma è solo un primo passo, ne seguiranno degli altri e non escludiamo lo sciopero. Abbiamo fatto precedentemente a questa manifestazione un'assemblea con tutti i colleghi del centro servizi, perché qui c'è la Banca Popolare di Vicenza, ma c'è anche servizi bancari, di cui si parla anche qui sulla stampa di cessioni a secche, sono colleghi con famiglie, ma c'è anche Banca Nuova che sta facendo delle assemblee in Sicilia contemporaneamente alla nostra manifestazione. Insomma, la Popolare di Vicenza è un gruppo che comprende 5.500 persone con le relative famiglie e il problema non è il costo del personale, sono le sofferenze, sono gli elevati costi amministrativi, sono le spese per consulenza, gli NPL appunto da gestire, pertanto veramente senza una trattativa seria con un piano industriale non c'è nulla di cui parlare. Oggi siamo qui a manifestare con tutte le organizzazioni sindacali per sollecitare l'attenzione sui problemi del gruppo. Ad oggi non abbiamo ancora l'emanazione di un piano industriale, non sappiamo quale sarà il taglio dei costi previsto sul personale, annunciato ma mai perseguito, e non possiamo più attendere di conoscere il destino dei dipendenti di Banca Popolare di Vicenza. Si parla da tempo di un numero importante di esuberi, ma ancora non si sa quale sia. Sui giornali abbiamo letto di tutto, si parla di 1000, 1500, chi 2000, chi 3500 in caso di fusione con Veneto Banca. Si capisce che è una forchetta troppo importante. Non vogliamo che ci siano dei licenziamenti, diciamo applicando la legge 223 che sarebbe quella dello stato di crisi, in quanto gli esuberi sono tanti e speriamo invece che si arrivi a degli accordi a favore dei dipendenti, insomma, anche perché i dipendenti non c'entrano nulla, sono vittime di questa situazione, in quanto i dipendenti ci hanno rimesso anche loro i loro risparmi. In futuro ci rimetteranno anche economicamente perché si parla di contratti probabilmente di solidarietà e quindi sono chiamati, adesso siamo chiamati noi dipendenti a contribuire al risanamento della banca, cosa giusta però fino a un certo punto, perché è la classe dirigente che deve prima di tutto effettuare dei risparmi sui loro stipendi e sui loro appannaggi, in quanto loro prendono stipendi milionari e quindi è giusto che partecipano loro, in primis rispetto ai dipendenti. Noi veniamo da Bergamo, io sono della Vicenza di Bergamo e siamo qua tutti appunto per contribuire a questa protesta. Voi vi sentite vittime, quindi alleati degli azionisti truffati? Certo, siamo vittime come gli azionisti, perché anche noi eravamo inconsapevoli del disegno che stavano perpetrando e quindi tantissimi dipendenti hanno anche loro rimesso i loro risparmi delle famiglie, risparmi appunto di parenti, fratelli, sorelle e quindi tutti assieme ci sentiamo vittime di questa situazione, anche perché non abbiamo certamente voluto noi questo stato di crisi della banca. Noi ci siamo trovati qui per delle scelte della classe dirigente. Che ruolo ha all'interno della banca? Ma io sono stato direttore per 8 agenzie, poi mi hanno spostato perché c'è stato tutto diciamo, un ridimensionamento dei ruoli all'interno della banca per la riduzione delle filiali, per la chiusura di molte filiali e quindi adesso sono nel distretto nord-ovest, della direzione del distretto nord-ovest e mi occupo dello sviluppo per fare nuovi clienti, perché il problema è anche diciamo, rifarci una credibilità e acquisire nuovi clienti, perché la banca deve comunque andare avanti.
andare avanti e noi dobbiamo andare avanti con i clienti, con la nostra clientela. E solamente acquisendo aziende, risparmiatori e ripristinando la fiducia che ormai era stata un po' persa, cerchiamo di andare avanti. Siamo qua semplicemente per difendere i posti di lavoro, perché riteniamo che in questa azienda non sia cambiato ciò che doveva cambiare. Non è cambiato molto perché le pressioni commerciali sono sempre le stesse, non è cambiato molto perché l'azione di responsabilità non è stata ancora intrapresa, non è cambiato molto perché le conciliazioni con i soci non sono partite e in più la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quando abbiamo letto sulla relazione dell'antitrust che multa la banca, dicevo, abbiamo letto che la colpa, secondo l'azienda, sarebbe stata tutta dei dipendenti che agivano autonomamente senza rispettare, come posso dire, i regolamenti, e quindi questo non è proprio accettabile. Quindi dopo aver atteso troppo, forse tanto, siamo in piazza, ma questa è la prima di una serie di iniziative, sarà un crescendo rossiniano con altre iniziative, perché è giusto stabilire la verità. Ecco, tutto qua. Che ruolo ricopre nella banca? Io sono dipendente della banca e quando non faccio attività sindacale sono cassiere, diciamo così, operatore unico, sono cassiere. E lei potrebbe dichiarare a nome dei dipendenti che non se ne sapeva assolutamente nulla di queste pratiche che poi la banca avrebbe riversato sui soci truffati? No, io posso dichiarare che questa organizzazione sindacale e anche le altre invece le cose le avevano denunciate alla Banca d'Italia, alla Consob, diciamo era un momento in cui avevano tutti gli occhi chiusi. Parlo di chi doveva vigilare, quindi non è vero che non se ne sapeva nulla. Un grido d'aiuto da queste organizzazioni sindacali è tutto scritto e documentato, è stato lanciato fin dal 2012. Poi naturalmente quando sei solo non è facile, perché Banca d'Italia non è intervenuta, Consob non è intervenuta, la Procura della Repubblica non è intervenuta e le cose sono andate così. Però non è vero che non se ne sapeva nulla, ma non i dipendenti, non se ne sapeva nulla, cioè ne sapevano anche gli organismi di vigilanza.